Questo è il santuario di Santa Maria dei Miracoli, ci troviamo a Lonigo. Nel X secolo viene documentata la presenza di una piccola chiesa in questo luogo, dedicata a San Pietro. Si dice per ricordare le vittime delle invasioni unne. Papa Giovanni X e poi Papa Giovanni XIX concedono la sua giurisdizione ai monaci benedettini di Santa Maria in Organo di Verona, che costruiscono un piccolo monastero, menzionato per la prima volta in una bolla papale del 1177. La chiesa nei secoli successivi viene ceduta e cade in rovina. Secondo la tradizione, il 1 maggio 1486 avviene un miracolo che coinvolge un dipinto della Madonna sulla parete sud della chiesa. Arrivano quindi molti fedeli e per gestire la chiesa subentrano i monaci olivetani, che in poco più di 30 anni trasformano il complesso costruendo di fatto 3 chiese, una votiva per il dipinto venerato, una perpendicolare che funge quasi da vestibolo e una terza più grande, opera di Lorenzo da Bologna, per le grandi celebrazioni. I monaci rimangono fino al 1771, quando dopo la soppressione decisa dalla Serenissima, lo stabile viene venduto alla famiglia veneziana dei Balbi-Valier, diventando la loro residenza estiva, mentre la chiesa torna ad essere abbandonata. Grazie alla determinazione dei fedeli, nel 1826 viene dotata di un cappellano e l'anno dopo riapre al culto. Nel 1884, grazie a una sentenza della Corte di Venezia, la chiesa riesce a ritornare di proprietà ecclesiastica e nel 1955 diventa parrocchiale. Oggi continua ad essere un punto di riferimento per molti fedeli.